In 4 anni di attività la Think Green di Agrigento ha firmato diversi protocolli d'intesa con decine e decine di comuni della Sicilia per la raccolta delle batterie esauste al piombo che, qualora abbandonate, causano un danno gravissimo all'ambiente. Ascoltiamo l'amministratore delegato Francesco Pullara al microfono di Gaetano Ravanà. Think Green ormai da 4 anni è una realtà di questo territorio e la vostra attività è andata via via sempre più crescendo con il ritiro proprio delle batterie esauste al piombo, ma c'è anche l'olio esausto. Sì, diciamo che da 4 anni è stato sempre un crescendo. Siamo partiti con pochi ritiri e oggi riusciamo a reiterare un quantitativo pari a 250-300 tonnellate mensili. Siamo un'azienda ormai fortemente radicata sul territorio, conosciuta da tutti gli operatori economici e con risultati che sono sempre in crescendo. Ecco. Ci sono tra l'altro diversi accordi con dei vari comuni, ma non soltanto della provincia agrigentina, perché la vostra forza è stata quella proprio di espandervi. Sì, diciamo che abbiamo stretto collaborazione con parecchi comuni di tutta la Sicilia. Ci muoviamo tra le province di Enna, provincia di Catania, provincia di Trapani, in tutte le province ormai siamo presenti e radicati con convenzioni stipulate con i vari comuni. Tra i tanti comuni con cui siete associati, consociati, qual è il più virtuoso? Il più virtuoso è il comune di Ribera, ma seguito dal comune di Favara. Diciamo che in tutti e due i comuni si equivalgono, ecco, riusciamo ad avere ottimi risultati. Negli ultimi tempi avete stretto altro tipo di collaborazione, in particolare? Sì, la settimana scorsa abbiamo stretto la convenzione con il comune di San Biagio Padre. A breve dovremmo poi stipulare altre convenzioni con altri comuni, pian piano vanno aderendo tutti. La cultura ambientale quindi è finalmente entrata nella zucca di tantissimi amministratori. Diciamo che ormai la gente si sta abituando, il cittadino sta abituando a convertire le batterie verso le isole ecologiche e quindi sia diminuendo il rischio ambientale e poi anche ricevendo un contributo economico. Ecco, proprio il contributo economico che riconoscete è forse alla base anche di questo successo. Sì, molto probabilmente sì. Diciamo che la cultura ecologista viene spinta dal contributo economico. Si tratta di un contributo che non è irrisorio, tenuto conto che paghiamo anche 0,40 centesimi al chilo per le batterie esauste. E negli ultimi tempi ha preso piede anche questa possibilità delle famiglie di potersi liberare dall'olio esausto che, la verità, fa molto male all'ambiente se disperso così. Diciamo che da 2 anni ormai siamo presenti anche nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti. Abbiamo parecchi contratti con gli esercenti commerciali, quindi stiamo cercando di recuperare il maggior quantitativo di olio possibile. Anche lì riusciamo a dare anche dei contributi economici, degli sconti. Poi abbiamo fatto anche una convenzione con il comune di Favara per la raccolta degli oli vegetali esausti, in cui i cittadini possono andare a convertire direttamente l'olio sulle colonnine. E là abbiamo ottenuto risultati sorprendenti. Diciamo che in un mese, o quasi più di un mese, di un mese in cui la convenzione è stata stipulata, già abbiamo raccolto 800 kg di olio. Diciamo che vorrei fare anche un plauso, un riconoscimento anche ai cittadini del comune di Favara per la loro condotta.